Finanza nel lab di Cona e nella sede della Coop che la gestisce. 6 indagati, tra questi anche 2 funzionari della prefettura. Tra le ipotesi di reato l'associazione a delinquere finalizzata alla frode in pubbliche forniture. Spranghe e bastoni per un regolamento di conti sulla pubblica via, coinvolti una ventina di bengalesi. La rissa è andata in scena ieri sera in via Rinascita a Marghera. Scontrini folli, Ascom ha deciso di rimborsare i 4 giapponesi perché si tenga alto il nome della città e la reputazione dei commercianti. Intanto la Finanza ha scoperto altri illeciti. Un profilo social per denunciare i ristoratori veneziani disonesti, l'idea dell'amministrazione comunale dopo le polemiche degli ultimi giorni. Tante le iniziative organizzate anche nel veneziano in occasione della giornata della memoria. Abbiamo chiesto ai cittadini se sanno davvero di che cosa si tratti. Mai come oggi il tema dell'immigrazione attuale, immigrazione che ha vari significati, come per la scrittrice siciliana Catena Fiorelli in tour tra Veneto e Friuli. Nonostante le difficoltà, l'Umana Rei è riuscita a battere l'Olimpia Lubiana, agganciando il gruppo al secondo posto a 2 giornate dal termine del girone C di Champions League. Buonasera, ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri notiziari. Lo avete sentito dai titoli: 4 indagati delle cooperative Edeco per associazione a delinquere finalizzata alla frode in pubbliche forniture. 2 funzionari della prefettura indagati per rivelazioni di segreti d'ufficio, e questo è il risultato delle perquisizioni delle fiamme gialle nel lab di Cona, una scossa che potrebbe portare ad una svolta nel caso della contestata ex base. Il terremoto è silenzioso per gran parte della giornata, solo chi ha sentore che qualcosa sia nell'aria da giorni percepisce la svolta nel pomeriggio. Uomini delle fiamme gialle fuori e dentro l'ex base missilistica più famosa del Veneto, o meglio, famigerata. È il blitz del nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia che dalla mattinata in poi fino al pomeriggio effettua perquisizioni nel centro di accoglienza straordinaria di migranti, nella sede della cooperativa che lo gestisce, la padovana Edeco, e in altre società collegate, nonché nelle abitazioni degli indagati. 6 in tutto. La Procura di Venezia ipotizza reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode in pubbliche forniture per 4 vertici della Edeco e di rivelazione di segreti d'ufficio per 2 funzionari della Prefettura di Venezia. Anche i loro uffici a Cacorner sono stati perquisiti. Si sospetta infatti che abbiano fornito documentazioni riservate. Il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, sottolinea che le indagini sono finalizzate alla verifica dei rapporti tra la struttura di accoglienza e gli uffici pubblici deputati al controllo, nonché alla corretta esecuzione del contratto di appalto di accoglienza dei migranti richiedenti asilo presso il centro di Cona. Un'attività, precisa la Procura, effettuata in piena sinergia e collaborazione con il prefetto di Venezia, Carlo Boffi. Per chi da anni battaglia in prima fila a Cona è una scena difficile da scordare. Io ho appena visto passare 4 o 5 macchine della brigata, chiamiamola così, che ha fatto irruzione stamattina dentro la base, e se ne sono appena andati, e insomma era parecchia gente. Spero abbiano trovato delle situazioni che conducono alla chiusura della base. Blitz e inchiesta proprio nel giorno in cui è continuata la protesta di un gruppo di migranti ai cancelli della struttura, lo stesso gruppo che ieri aveva bloccato la strada. E tutto questo alla vigilia dell'assemblea indetta per domani sera a Cona contro l'ipotesi di realizzare nuovi prefabbricati. Vertice che per ora è confermato, ma secondo il sindaco Panfilio potrebbe trasformarsi nel suggello della chiusura del lab. Ma forse apriremo qualche bottiglia. Se i reati vengono confermati, capiamo perché sono venuti a Cona. Allora qualsiasi forza di governo decida di fare accoglienza la vada a fare al di fuori di una situazione di reato. Inchiesta appena aperta, e per Panfilio la fine del caso Conetta potrebbe essere vicina. La situazione del campo di Cona è insostenibile ed è una bomba a orologeria pronta ad esplodere, come del resto denunciamo da tempo. Lo afferma in una nota l'onorevole Giulio Marcon di Libri Uguali. Sono mesi, prosegue Marcon, che chiediamo di fare luce sulle responsabilità e sulla situazione insostenibile in cui sono stati costretti a vivere i richiedenti asilo. Deroghe, adeguamenti in corso d'opera, improvvisazione sono la cifra di quella gestione. Dopo le rinnovate proteste dei migranti ospiti del centro, la morte di una giovane ivoriana, ora arrivano le perquisizioni del nucleo di polizia finanziaria per presunti illeciti amministrativi miniti. Chiuda il campo di Cona subito.
Ci spostiamo a Marghera, scene da Far West in via Rinascita, a teatro ieri sera di una maxi rixa bengalese. Spranghe e bastoni per un gigantesco regolamento di conti sulla pubblica via. Ha coinvolto circa una ventina di bengalesi la rissa andata in scena verso le 20:30 di mercoledì in via Rinascita a Marghera. Tutto è nato dall'alterco all'interno di un negozio di alimentari per ragioni sulle quali le 9 persone identificate dai carabinieri, tutti bengalesi sotto i 30 anni, hanno preferito tacere. In breve dalle urla si è passati alle vie di fatto e i due gruppi si sono fronteggiati davanti agli occhi degli allibiti residenti. I militari sono poi intervenuti a sedare la rissa, ma al loro arrivo la maggior parte dei contendenti si era già dileguata. L'ennesimo episodio da Far West ha rilanciato le preoccupazioni sul livello generale di sicurezza nella città giardino. Veramente la gente comincia ad avere paura e non è una paura percepita, è una paura reale, oggettiva. Io ci vivo a Marghera, quindi la vivo, insomma. In mattinata il direttivo congiunto delle municipalità di Marghera e di Mestre si è riunito per discutere delle problematiche legate alla mancanza di sicurezza, in particolare nella zona a ridosso della stazione ferroviaria, sui due lati del famigerato sottopasso ciclopedonale. Bisogna anche impostare una strategia complessiva che integri nel dispositivo della sicurezza anche il tema dell'intervento sociale, il tema dell'intervento ambientale, in modo da superare il degrado da una parte e le forme di abbandono sociale dall'altra. Un maggiore presidio delle forze dell'ordine nelle zone più a rischio, sostiene il presidente di Marghera Gianfranco Bettin, è senz'altro necessario ma non sufficiente. Chiediamo interventi non occasionali legati all'emotività del momento, ma una strategia che è quella che manca e che crea questi problemi in molti punti della città. Ed ora torniamo invece a parlare degli scontrini folli, mentre per i 4 giapponesi continuano ad arrivare buone notizie, per i ristoratori invece ci sono sempre più guai in vista. I 4 studenti giapponesi saranno rimborsati per il conto di 1.143 euro pagato all'Osteria da Luca. Lo comunica Confcommercio Ascom Venezia, che intende restituire la cifra di tasca propria per mettere così una pezza alla pessima figura arrivata in gran parte del mondo con questa storia che ha fatto fare a tutti i ristoratori e quindi alla città. Un fatto grave, si legge, secondo il presidente della sezione veneziana dell'associazione di categoria Magliocco. Si spera, ha scritto, che l'offerta colga nel segno, anche perché fa coppia con quella avanzata dall'associazione veneziana albergatori di ospitare i 4 studenti per 2 notti in un albergo di lusso in città, sempre gratuitamente. Non solo. Ascom Venezia, attraverso i suoi associati, offre anche un giro turistico in motoscafo o in gondola per allietare il loro soggiorno e farli tornare a casa con un buon ricordo di Venezia. Intanto la Guardia di Finanza continua i suoi controlli. Al gestore cinese dell'Osteria veneziana da Luca una sanzione per la mancata emissione dello scontrino fiscale. Durante gli accertamenti, infatti, è emerso che quello degli studenti stranieri non era un caso isolato. Tutt'altro, parecchie strisciate di carte di credito al post del ristorante non erano accompagnate da fattura fiscale. Oltre alle sanzioni, per l'Osteria si prospetta anche una chiusura temporanea per gravi irregolarità amministrative e igienico-sanitarie che, oltre alle multe, prevedono la sospensione dell'attività per qualche tempo. Un profilo social per denunciare i ristoratori veneziani disonesti, l'idea dell'amministrazione comunale dopo le polemiche degli ultimi giorni. Sulla vicenda del conto da 1.143 euro presentato a 4 turisti da un'osteria veneziana interviene il consolato giapponese di Milano. Una mail è stata inviata a tutti i connazionali che si trovano in Italia per metterli in guardia dai rischi più frequenti che si corrono nel visitare Venezia. Tra i consigli quello di prestare attenzione alle recensioni internet del ristorante che viene scelto, di chiedere e conservare sempre lo scontrino e di chiamare la polizia in caso di dubbi. Attenzione a non confondere l'intera città con qualche melamarcia, ammonisce l'assessore comunale alla sicurezza Giorgio Deste, che però non ha alcuna intenzione di minimizzare né di prendere il problema sotto gamba. Certamente vogliamo che chi vuole fare il furbetto anche nella nostra città, insomma, questo non gli venga permesso. Tant'è che stavo peraltro meditando sul fatto di proporre al nostro sindaco di realizzare un profilo social sullo specifico tema, proprio perché la gente potesse fare dedicate segnalazioni. La pagina sarebbe costantemente monitorata dalla Polizia Municipale, che potrebbe così far scattare i controlli nei casi opportuni, in collaborazione con gli altri enti coinvolti dal problema. Questo potrebbe dare via a un progetto eventualmente incrociato tra Polizia Locale, NAS, ASL e naturalmente altre autorità competenti, ad esempio come la Guardia di Finanza, proprio per intervenire tempo debito e fare quei controlli di polizia del commercio che si rendono poi necessari.
Dito puntato dal consolato giapponese anche sul problema dei borseggi. Il carnevale è un'occasione particolarmente ghiotta per questo tipo di delinquenza, conferma D'Este, ma abbiamo già preso le necessarie contromisure. Qualcuno sta cercando già di fare capolino, si è fatta viva anche qualche vecchia banda degli anni 2000 che non si era vista più di rumeni, e le bulgare, le famose bulgare, tendono ad affacciarsi anche loro, ma siamo molto allerta e quindi saremo presenti con dei servizi dedicati a partire da questo sabato fino alla chiusura del carnevale. E se le istituzioni si muovono non rimane fermo il sempre vivace mondo dell'associazionismo cittadino. Venezia non è tutta come quella che appare in questi giorni. A Venezia ci sono moltissimi operatori di tutti i settori che lavorano onestamente e credo che sia giusto, corretto, che loro vengano protetti in qualche modo se qualcuno commette qualcosa che porta danno a tutta la città. Per cui abbiamo avuto questa idea di creare un decalogo, da ieri c'è online nel nostro sito già la prima parte. È online l'annunciato decalogo per turisti del gruppo 25 aprile, l'associazione veneziana che ha reso nota la vicenda del conto folle all'Osteria da Luca. L'iniziativa serve ai visitatori come strumento informativo, spiega il portavoce Dario Vianello, ma anche a noi veneziani perché in presenza di turisti più consapevoli siamo tutelati dagli effetti più deleteri di questa quotidiana invasione. Il primo dei consigli che periodicamente compariranno sul sito dell'associazione riguarda proprio gli accorgimenti necessari a evitare truffe più o meno palesi da parte dei ristoratori. Come leggere bene i menù che spesso riportano a paroline piccole delle cose che poi si ritorcono contro chi va a pranzo, e poi come muoversi in città appunto per evitare magari le giornate più dove c'è più traffico. Adesso col carnevale non tutti sanno che sono stati posti dei limiti alle presenze. L'iniziativa si aggiunge a quella di Venezia.com sul marchio di qualità per i ristoratori onesti che rispettano l'autentico spirito della città, dimostrando la compatta reazione del mondo dell'associazionismo contro lo spiacevole episodio finito al centro delle cronache internazionali. Un'aggressione dai contorni ancora poco chiari, quelli che si è verificata verso le 3 della scorsa notte a Venezia. Un cittadino moldavo di 27 anni ha aggredito una guardia giurata dipendente di un'azienda privata di sicurezza. Quest'ultimo stava proseguendo il proprio giro di controlli dei negozi dell'area realtina quando è stato raggiunto da alcuni colpi al volto e alla testa, tanto che al pronto soccorso dell'ospedale civile gli è stata diagnosticata la frattura del setto nasale. Sul posto si sono portati i carabinieri del nucleo Natanti, allertati dalla centrale operativa, a sua volta contattati dall'istituto di vigilanza. I militari sono giunti in pochi minuti e sono riusciti a bloccare l'aggressore nei pressi del luogo dove era scattata la violenza. Il sospetto si è rifiutato di fornire i propri dati anagrafici e per questo motivo è stato accompagnato al suo domicilio nella zona del Sestier Castello per recuperare i documenti di identità. Il disastro ferroviario alle porte di Milano con il pesantissimo bilancio di 3 vittime ed un centinaio di feriti ha avuto pesanti ripercussioni anche sui collegamenti con il Veneto, dove in mattinata sono state segnalate diverse corse in ritardo di oltre un'ora. Il Frecciarossa Milano-Udine delle 6.45 è rimasto fermo quasi 2 ore a Milano-Lambrate e viaggiava con un ritardo di 207 minuti. Il Frecciarossa Milano-Venezia delle 7.15 è partito alle 9.43 e ha accumulato 102 minuti di ritardo. Discorso simile per il Frecciarossa Milano-Venezia delle 9.45 che è in realtà partito alle 10.55 ed è arrivato al capolinea con 40 minuti di ritardo a causa del blocco della circolazione tra Milano e Brescia per il deragliamento del treno di Trenord. I treni a lunga percorrenza di Trenitalia della direttrice Trieste-Venezia-Milano sono stati deviati lungo l'itinerario Venezia-Verona-Bologna-Milano con tempi di percorrenza più lunghi. È arrivata la risposta dell'amministrazione comunale alla protesta in corso da giorni da parte dei consiglieri di municipalità. Sentiamo. Dopo 2 giorni di costante presenza di fronte all'ufficio del sindaco Luigi Brugnaro, i consiglieri della municipalità di Venezia, protagonisti della staffetta di protesta, hanno incontrato il capo di gabinetto di Cafarsetti, che ha promesso loro di inserire al più presto in calendario un incontro col primo cittadino. Resteremo qui fino a quando non saranno fissati un giorno e un'ora, ribattono i consiglieri, che continuano a darsi il turno nel presidiare gli uffici. Una protesta condivisa negli intenti dal presidente di Mestre Vincenzo Conte. È molto difficile colloquiare e dialogare con questa amministrazione. Vado solo a ricordare che i 5 presidenti è già da più di un anno che hanno chiesto a più riprese un incontro col sindaco, incontro che non c'è mai stato.
Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, tante le iniziative organizzate anche nel veneziano in occasione della giornata della memoria, ma i cittadini sanno davvero di che cosa si tratti, lo scopriamo nel prossimo servizio. Lei sa che cos'è il giorno della memoria? Sì, che ricordano Auschwitz, tutti i deportati per gli ebrei deportati nei campi di sterminio. Il giorno della memoria è per quelli di Auschwitz, lo so, purtroppo. Ecco. Al giorno della memoria sì, purtroppo, sì, perché ho visto anche i campi di Auschwitz e quindi è una cosa triste, pensandoci. I campi di sterminio, quelle cose lì, sì. Sono ricordi brutti, ricordi che non vanno dimenticati. Beh certo, è l'olocausto, no? Si parla dell'olocausto naturalmente. I veneziani sono preparati sulla giornata della memoria, grandi e piccini. Un giorno per ricordare che hanno aperto i cancelli di Auschwitz. Una giornata che va celebrata, dicono, importante soprattutto per le nuove generazioni, ma i cittadini sono altrettanto preparati sulla data? Sa anche quando si celebra? Mi pare il 28-29, il 27 gennaio è la ricorrenza. Devono sempre rimanere e sempre ricordarli, che non succeda più, si spera. Bisogna ricordarselo sempre, anche se c'è chi nega l'olocausto, comunque non è così. Sarebbe ora che tutti lo imparassero, fossero portati a conoscenza, ma c'è troppa ignoranza, troppi telefonini, con quelli non si impara nulla, è vero? Mai come oggi il tema dell'immigrazione è attuale, immigrazione che ha vari significati come per la scrittrice siciliana Catena Fiorelli in tour tra Veneto e Friuli. È la storia di una bambina figlia di emigranti e questi due genitori vanno in Germania per cercare quel pezzo di pane che manca in Sicilia e quindi racconto una storia, un pezzo della nostra Italia importante. Però non si emigrava soltanto dal profondo sud, anche dal profondo nord, per esempio dal Friuli. E proprio in Friuli, con un passaggio a Venezia, in un'azienda agricola approda Catena Fiorello, scrittrice sorella di Beppe e Rosario, con il suo libro Picciridda, nell'ambito di Libri d'acqua, ideata da Vera Slepoi. Vera Slepoi si è resa conto che l'acqua è un comune denominatore per tanti posti, no? Cioè l'acqua crea collegamenti, gli stessi collegamenti che poi Vera Slepoi voleva creare tra gli autori. Attuale come non mai la tematica dell'immigrazione, anche se vista da un'altra prospettiva, diversa da quella odierna, su cui Fiorello però commenta. Ogni tanto escono fuori delle parole che fanno paura, devo dire, no? Il concetto di razza superiore, inferiore, il concetto di colore, ma se quello ha quel colore quindi è diverso da me, quindi se è diverso da me è inferiore. Insomma, sono dei concetti che secondo me c'è stato un buco nero proprio anche nell'approccio di questa, che secondo me dovrebbe essere la natura dell'essere umano, accettare chiunque, il prossimo, senza guardare né al posto da dove arriva né al colore della sua pelle. Sembrano elementi talmente banali, uno dice ma perché ce lo ricordi? Si sa, è così, ma invece la realtà ci dice che non è così. Siamo allo sport basket, buona prestazione per gli Oro Granata ieri sera al Palasport Tagliercio. 84-67. Nonostante le difficoltà, l'Umana Reyer è riuscita a battere l'Olimpia Lubiana sul parquet del Palasport Tagliercio, agganciando il gruppo al secondo posto a 2 giornate dal termine della fine del girone C di Champions League. Per noi questa era una partita molto importante, affrontata ancora in una situazione dove siamo ancora alla ricerca di tanti equilibri. Devo dire che stasera c'è stato un grande atteggiamento e tanta energia messa in campo, perché devo dire che difensivamente abbiamo fatto una partita solida per tutti i 40 minuti con tutti quelli che sono scesi in campo, e questo era quello che ci serviva e quello che ci servirà. Fondamentale è stato lo spirito con cui la squadra ha affrontato l'avversario in questa particolare situazione. Mancandoci giocatori, soprattutto con tanti giocatori al rientro,
era importante dare un po' di equilibrio alle nostre cose. Devo dire che stasera ci siamo riusciti con la disponibilità dei giocatori e soprattutto con l'applicazione che hanno avuto con la volontà proprio di andare oltre. Dobbiamo portarci dietro questa attitudine, continuare, perché come giustamente ha detto Andrea ci aspettano tutte partite dure, difficili, dove ci sarà da combattere ancora, però ripeto, questa era una partita per la Champions League troppo importante e credo che i giocatori l'abbiano interpretata veramente nel modo giusto subito dalla palla 2. Ed è proprio tutto da Venezia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Molte nubi sul Triveneto, dove è atteso un peggioramento del tempo col passare delle ore. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 26 gennaio. Sul Veneto al mattino locali foschie e nubi basse sui settori orientali, più soleggiato invece altrove. Col passare delle ore più nubi un po' ovunque sulla nostra regione e anche con piogge a carattere sparso entro sera. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 11 gradi, valori minimi tra 3 e 7 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, con qualche debole pioggia sparsa, specie sui settori settentrionali. Più asciutto anche con spazi soleggiati altrove. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 13 gradi, valori minimi tra 5 e 8 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà instabile sui settori centro-meridionali della nostra regione, con qualche precipitazione localmente anche a carattere nevoso. Asciutto altrove, con qualche foschia o nebbia, più sole sui settori di confine. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 9 gradi, valori minimi tra 4 e 7 gradi circa. Infine la situazione dei mari e dei venti. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da sud-est. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.